Adesso passiamo la parola al dottor Stefano Bonaldo, sindaco di Galliera Veneta. Prego, vuole accomodarsi o parlare? Buonasera a tutti, saluto tanto il sindaco ospite, Gardin, ma anche l'amico Bobo e l'amico Marcello e logicamente il nostro presidente Alessio Morosin. E saluto anche tutti voi che devo dire con grande dedizione fate di questi incontri sempre. Io ne ho partecipato a qualcuno anche di nascosto, devo ammetterlo, perché non è semplice. Ognuno di noi ha una storia, noi sindaci parlo, ognuno di noi ha una propria amministrazione che ovviamente non sempre ha un pensiero unico e una versione unica, per cui portare anche nei nostri consigli comunali le proposte di indipendenza della regione Veneto, del popolo veneto, dei veneti, non è spesso così semplice come potrebbe sembrare, perché innanzitutto, come tutti sapete, sono circolati parecchie versioni di questa proposta. Alla fine io parlo della mia esperienza, ovviamente, perché di Galliera mi occupo assieme ai miei consiglieri. C'è stato un dibattito, dovevamo portarla ancora a fine novembre, quando Alessio mi avvicinò, grazie a un'amica, la Rosanna, in un altro intervento e mi disse: guarda, stiamo facendo questa cosa, partirà dai comuni, eccetera. Però sapete, le cose devono essere sempre un po' digerite e siamo arrivati a Galliera al Consiglio Comunale del 31 agosto. Eravamo il 55esimo comune. Adesso abbiamo superato i 126, ecco. È una piccola valanga che pian piano sta aumentando. Parlavo domenica con alcuni attivisti vostri amici, con Bruno De Santi, con Marco Beghetto. Direi quasi insopportabile Marco Beghetto, perché è una cosa incredibile quel ragazzo, quanta anima ci mette in questa missione. E dicevamo, c'è una forza di inerzia enorme all'inizio da abbattere, perché è più facile mettere da parte questa idea, è più facile dire ci pensino gli altri, è più facile dire ma ci sono altri problemi da risolvere. Si dice l'indipendenza del Veneto è il fine, è l'obiettivo, invece l'indipendenza del Veneto dovrebbe essere il mezzo per arrivare a qualcosa. Dicevo prima, non è facile parlare con la gente, molti fanno diffidenza, i partiti politici in particolare, tutti, anche quelli, e guardo l'amico Bobo, anche quelli ai quali io e lui siamo vicini, cioè la Lega, non riesce a capire fino in fondo che questa è l'ultima opportunità, non l'unica opportunità, è l'ultima opportunità. Non tanto, per come la vedo io, non tanto sul discorso di indipendenza del Veneto, ma perlomeno dare la possibilità ai veneti di esprimersi, di dialogare, di confrontarsi. È un processo che non può durare un giorno, una settimana, un mese, un anno, ci vorranno anni, finché appunto, come dicevo prima, non si riuscirà a superare questa forza di inerzia, e allora anche quelli che adesso sono contro probabilmente monteranno sul carro, perché capiranno, io penso, se non la metà, ma oltre la metà sicuramente dei veneti vogliono parlare di questo tema, e lo constata anche le vostre riunioni, quando si parla, noi tutti sindaci siamo avvicinati da moltissime persone che ci chiedono su questo tema e vogliono sentir parlare di questo tema, però tutto è sempre contro questo tema. Dai mass media a 152 anni di storia che ci è stata raccontata, di alcune bugie, di tante bugie che ci sono state dette anche da molti storici che spesso vengono idolatrati anche dall'opinione pubblica. Mi fa da ridere, però l'altro giorno anche Piero Angela ha voluto parlare di Venezia su un servizio, non ha parlato della Repubblica di Venezia, ha parlato ancora una volta dei rapporti di Venezia con lo Stato italiano, cancellando
L'altro giorno mio nipote ha portato a casa un libro sulla storia del Veneto, i costumi del Veneto, eccetera, un libricino, quarta elementare. Ho detto, però, porca miseria, finalmente qualcosa si muove. Vado nella pagina della storia, sono appassionato di storia. Vado nella pagina di storia e vedi una facciata. Si passa dai Veneti antichi, prima dei Romani, dai Veneti antichi, alla Repubblica Veneziana in 4 righe, e poi c'è mezza pagina per spiegare perché il Veneto è passato dagli austriaci a Napoleone, all'Unità d'Italia, eccetera. Quindi già da questo si capisce come non ci sia neanche la volontà da parte degli studiosi o da parte chi ha anche un impegno pedagogico verso gli studenti, verso gli alunni, per informare. Io non sto dicendo dobbiamo indottrinare i veneti, dobbiamo fare il lavaggio del cervello, dobbiamo sbiancare i giaguari, no. Dobbiamo semplicemente spiegare a loro cosa è successo, cosa siamo noi oggi e cosa soprattutto vogliamo diventare. Perché se non abbiamo un obiettivo, un programma, ahimè, andremo forse a una battaglia con armi spuntate. Io ho 10 minuti, io ho già consumato in gran parte, però voglio leggere semplicemente le 2 paginette che avevo scritto quando il 31 agosto abbiamo presentato in Consiglio Comunale il referendum di indipendenza veneta, e che all'interno del gruppo di maggioranza abbiamo detto è il migliore, perché è inutile chiedere ma facciamo una conflitto misto, eccetera. No, chiediamo l'indipendenza del Veneto, poi saranno i veneti a decidere, sarà il popolo veneto, eccetera, sarà quel gruppo anche di interessati che andrà ad approfondire il tema, ma se non infrangiamo questo muro di omertà che c'è, continuiamo a non parlarne. Quindi quella sera scrissi: oggi è posto all'esame dell'Assemblea il primo punto dell'ordine del giorno, l'appoggio all'emanazione della legge referendaria per l'indipendenza del Veneto. Investo così ufficialmente anche noi quella tensione del Veneto e dei veneti verso il riconoscimento della loro identità e autonomia, come scrisse Francesco Iori nel 2009, dalla Liga alla Lega, storia di movimenti protagonisti. E voi sapete che Francesco Iori non è sicuramente un personaggio tenero nei confronti dei venetisti. Quando si parla di culture, però, anche lui stesso riconosce questa, lui la chiama tensione del Veneto e dei veneti verso il riconoscimento della loro identità e autonomia. Quando si parla di cultura veneta si fa riferimento in particolare a tutto quel bagaglio di conoscenze e di valori che ci sono stati tramandati nei secoli dai nostri avi fino ai nostri giorni. In particolare cultura veneta significa storia, lingua, tradizioni, usi e costumi tipici della nostra gente. Significa inoltre cucina, musica, teatro, cabaret e tutto quel modo di pensare e di agire che è tipico da sempre del popolo veneto. Da quando i mass media, in particolare la TV, hanno fatto il loro ingresso in tutte le nostre case, si è cercato in tutti i modi di far passare il concetto che prima di tutto la cultura veneto non esiste. Anzi, sembrerebbe quasi che la nostra non sia affatto una cultura, ma una sottocultura, frutto di ignoranza e di poca istruzione. Ecco allora che la gente pian piano ha iniziato a vergognarsi e a prendere distanze dalla memoria comune, custode invece di enormi conoscenze e ricca di valori e di insegnamenti in cui si fondano le nostre radici. La lingua veneta ha subito una discriminazione forte negli anni, finendo per essere considerata come variante grezza e popolare, nel senso peggiore del termine dell'italiano. Ci è stato, c'è chi dice volutamente, nascosto il valore del veneto come vera e propria lingua, sviluppatasi dal latino parallelamente all'italiano, collegando addirittura con l'antica lingua paleo-veneta. Per non parlare poi della storia veneta, dall'antichità ai nostri giorni, gloriosa e plurimillenaria, sinonimo da sempre di equità, forza e con la serenissima simbolo di libertà e di buon governo. La realtà economica e sociale del Nord sta progressivamente e velocemente disgregandosi. La crisi sembra ormai senza uscita ed è esattamente in questo momento storico che la commissione giuridica incaricata dalla Regione Veneto ha consegnato le proprie valutazioni in merito alla possibilità di un referendum consultivo che interpelli i veneti in merito al tema dell'indipendenza.
Come alcuni giuristi della Commissione Veneta hanno sottolineato, l'Italia non può sottoscrivere le norme internazionali sul diritto di autodeterminazione e alzare il dito, per fare qualche esempio, contro il Marocco per la situazione del Sahara occidentale, contro l'Azerbaijan per la situazione del Nagorno-Karabakh o contro la Nigeria per quello che riguarda il Biafra, senza che questo non abbia conseguenze al proprio interno. Non possiamo esporre la bandiera del Tibet sui municipi delle nostre città contestando la politica di Pechino e poi rifiutarci di interpellare con il voto gli italiani del Tirolo meridionale o di qualunque altra parte della Repubblica. Carlo Lottieri, 2013. La miglior difesa non è l'attacco, ma l'attaccamento al territorio. Come possiamo tollerare ancora uno Stato sadico che continua a distruggere una delle caratteristiche fondanti della nostra penisola, e cioè l'istituzione del comune? Come possiamo rimanere inermi di fronte a uno Stato che vuole umiliare i propri cittadini con un trattamento iniquo da regione a regione, da comune a comune? Come possiamo resistere a questa morte lenta per soffocamento che la classe politica nazionale continua a perpetuare? A Galliera, ad esempio, dal 2009 ad oggi abbiamo visto annullare i trasferimenti statali a nostro favore, da 1.200.000 euro a meno di zero, nel senso che secondo loro quest'anno dovremmo dare 64.000 euro a Roma. I cittadini gallierani, ma come Fontaniva, Sant'Orto e Lantorto, continuano a pagare ma non ricevono nulla in cambio dallo Stato. Solo il reddito di persone fisiche che produciamo a Galliera, 91 milioni di euro, eppure Roma ci abbandona, ci umilia, ci dimentica. Lo Stato romano munge dai nostri risparmi 1 milione di euro di IVA in più rispetto all'ICI dalla piccola Galliera, eppure non basta per saziare una macchina burocratica che sembra inarrestabile nella sua voracità. Tanto che noi gallierani, ma come gli altri, depredati dell'IMU, dei dovuti trasferimenti statali, soffocati dai mutui ereditati da una cattiva gestione della res pubblica, dobbiamo nuovamente affrontare con un'assunzione di responsabilità massima atti di grave decisione. Anche quest'anno abbiamo dovuto adoperarci a fare economie per trovare soluzioni concrete, tagliare gli sprechi il possibile, ridurre le somme a disposizione, attuare una seria politica del risparmio e di lungimirante risanamento. Tutto ciò non sono chiacchiere, ma atti concreti che i nostri bilanci comunali certificano, non come le USL della Basilicata, dove è il prefetto che dice anche quest'anno non c'è il bilancio dell'USL. E sfido chiunque a sostenere il contrario. Quest'anno neppure questo è sufficiente. L'azzeramento dei trasferimenti statali e la precisa scelta di mantenere i servizi comunali al massimo livello per sostenere tutte le fasce deboli della nostra comunità ci impone una scelta drastica, l'aumento dell'aliquota comunale dell'IRPEF. L'abbiamo fatta poi con l'esenzione fino ai 18.000 euro, ma testimonia che gli altri sindaci il prossimo anno la manovra economica ha ulteriori tagli di svariati centinaia di migliaia di euro per ogni comune. Quindi vuol dire che se chi non ha alzato l'IRPEF quest'anno lo alzerà il prossimo anno, chi ha alzato l'IMU l'anno scorso lo alzerà di nuovo l'anno prossimo, perché alla fine per avere gli stessi servizi, pur pagando le tasse attraverso il nostro reddito, il comune dovrà aumentare di nuovo le tasse. Ripeto, la miglior difesa non è l'attacco, ma l'attaccamento al territorio. La vigente Costituzione non restituisce il Veneto ai veneti, non riconosce loro alcuna forma di sovranità politica, dimentica deliberatamente che il Veneto non è nato con l'Italia nel 1861 e tantomeno con la Repubblica nel 1946. Infatti la sua storia moderna inizia subito come Repubblica, fin dal primo doge, 697. È quindi giusto e indispensabile che i veneti chiedano garanzia sull'eredità ideale dell'antica Repubblica, potendo determinare una propria politica scolastica e culturale che consenta un processo creativo omogeneo con la propria tradizione. Il Veneto rifiuta di essere un qualunque territorio anonimo dentro uno Stato accentrato e alienante. I veneti chiedono che sia restituita al Veneto la piena responsabilità e il controllo della finanza regionale, con gestione autonoma delle proprie entrate e spese. Flaminio De Poli, via da Roma. Il Veneto si è trasformato in una terra di conquista, da sfruttare, da mungere qualunque sia il gruppo politico che governa la penisola italiana.
È bene che i veneti del XXI secolo, cioè noi, si adoperino per riacquistare la consapevolezza della propria identità storica, esigere e difendere l'iniziativa e l'autonomia. Nel 1866, con la terza guerra di indipendenza italiana, il Veneto entra a far parte dello Stato italiano sotto la monarchia dei Savoia. I presupposti federalisti ottocenteschi o di rinascita della Repubblica Veneziana libera e forte, sogno tanto sofferto ad esempio dalla famiglia Comello e dall'intrepida Maddalena Montalban, proprietari della Villa Imperiale di Villa Comello a Galliera, vengono delusi dalla linea politica centralistica monarchica di Cavour e Garibaldi. Mentre antichi legami economici e culturali con le regioni trasalpine vengono recisi, il Veneto viene a soffrire parecchio nel suo sviluppo e alla fine del secolo una forte immigrazione trova sfogo verso le Americhe. Con il XX secolo le perversioni militaristiche eritate da stati imperniati su principi monarchici coinvolgono l'Europa in due immani conflitti mondiali, mentre si va delineando un pericoloso confronto tra ideologia capitalista e comunista che per fortuna si esaurisce in una guerra fredda con il crollo del mito di quest'ultima. Dagli anni 50 però in Europa, divisa politicamente, i due mosaici di stati contrapposti, ci si rende conto che l'unica via percorribile è quella di un'Europa dei popoli unita e integrata economicamente. Dagli anni 60 conosce grande fortuna la comunità europea, con obiettivi politici di medio-lungo periodo. Il Veneto ritorna immediatamente al suo tradizionale splendore economico, nutre il grande ideale dell'autogoverno di ogni popolo dell'Europa unita. Le difficoltà sono tante, ma la fede dei veneti è incrollabile, perché la loro autorità culturale è massima e l'idea è serenissima. Così diceva nel 92 Giuseppe Segato. Noi vogliamo esortare i veneti a prendere coscienza delle loro radici, dei loro valori, che hanno resi popolo invidiato e ammirato da tutto il mondo occidentale, persino da coloro che sul finire del XVIII secolo si apprestavano a far nascere gli Stati Uniti d'America. Ma non solo i veneti, anche tutti i nostri fratelli italiani in tutta la penisola che, svegliati dal torpore sabaudo garibaldino, sentono quella tensione verso il riconoscimento delle loro identità e autonomia. Con l'unità d'Italia è iniziata una storia vergognosa per l'Italia, cioè la storia dell'immigrazione. Molti sono i libri che parlano di immigrazione. Uno di un nostro piacettino, un professore di sinistra, non ha mai odiava qualsiasi persona che parlasse di indipendenza, eppure ha scritto un libro bellissimo. Delisio Villa ha scritto Storia dimenticata, abitava qui a Romano de Zellino, era del 23. È il primo libro che parla dell'immigrazione italiana con un bellissimo approfondimento a quella veneta, e ci accorgiamo che dopo 150 anni l'Italia è ripiombata esattamente in quella stessa situazione. Lui scriveva: la nostra storia ormai è arrivata in una zona illuminata, è più facile ora capire come sono andate realmente le cose. 1860, la penisola, e pensate al giorno d'oggi, la penisola è arretrata, priva di risorse, l'agricoltura è antiquata, l'industria muove i primi passi, e questo è un panorama arido che si inseriscono gli errori della classe dirigente italiana. Anzitutto le tasse sono eccessive, le più alte d'Italia, non lasciano alcuna possibilità di risparmio, essendo legati ai consumi colpiscono soprattutto i poveri, rendendo la loro vita insopportabile. L'immigrazione è per molti l'unica soluzione possibile. Questa mattina io e un altro consigliere abbiamo ricevuto l'ennesima famiglia di Galliera che va in Australia. Lo Stato dispone di risorse limitate, ma invece di utilizzarle per cambiare il paese le mette a disposizione dell'esercito. Vedi i nostri miliardi di euro per comprare i cacciabombardieri, perché chi ha in mano il nostro debito pubblico sono in realtà coloro, i grandi imprenditori, che hanno anche interessi nelle armi. Quindi loro sopportano il nostro debito pubblico se in cambio gli paghiamo comprando armi a loro. Non rimane nulla per i bisogni sociali. Tutta sto casino che c'è adesso per trovare 1 miliardo di euro su 300 miliardi di bilancio per la cassa integrazione, mesi che queste tracce e vesti tutti quanti. Per molti la fuga è una scelta obbligata, e via via parla dell'industria e cultura. 1860-2013.
chiudo, ti regalo adesso questo libro quando te tempo leggo, perché è molto istruttivo, perché lui pensava di parlare dell'immigrazione e invece parla moltissimo e si trova veramente delle radici storiche che si ripercorrono e che si ripetono e che ci esortano ancora a dire il Veneto deve riscoprire la sua forza indipendentista. Grazie a tutti.